li do io i mestieri. Per la serie, non partecipare, per la serie, non vi parlo più, non vi parlo più e non vi guardo neanche. Cari signori a casa, per la serie, cari signori a casa, per voi solo. Di là, scusate. Per la serie te li do io i mestieri, ho qui una lettera della signora Pina. Ci scrive la signora Pina testualmente. Caro Grillo, ho dei seri problemi con mio figlio Ughetto. Si è messo in testa di diventare un cantante famoso. È completamente stonato, aiutami tu. C'è qualche scuola anche in Svizzera? Perché anche in Svizzera? A cui potrò iscrivere Ughetto per farlo diventare un grande cantante? Consigliami tu qualche modello. Cara signora Pina, io come modelli non so cosa consigliarle. Oggi la musica che va oggi per la maggiore sono i gruppi. Oggi la musica vera, quella che oggi ballano tutti i ragazzi, è questa. Anzi, Irik Amadu! Da da da! Da da da! È la musica! Fermi, è la musica! Io potevo capire un nuovo missile, un computer, ma la disco music tedesca. E ci siamo caduti in tanti qua. C'è gente che ci cade, i Mattia Bazar vestiti da nazisti. Quell'altro, come si chiama quello? No, sì, Falco è quello che si alza. Chi è Falco? Poi c'è Garbo che è uno. Che è quello magro bianco, è uno magro bianco che esce e dice dove sono i miei tramezzini? E esce e fa a Berlino! Noi a Berlino! E a di Ascoli Piceno! E di Ascoli! Io non ho mai sentito a Berlino cantare un berlinese. Ascoli Picenen! Ascoli Picenen! Ti dico, il precursore... Siamo fermi! Il precursore della musica tedesca, lo sapete chi è stato in Italia? Lo sapete chi è stato? Beethoven. Che Beethoven? Aurelio Fierro è stato! Il primo pelato da cui hanno copiato i Rocket! Aurelio Fierro con il pezzo... lì si stanno ammazzando. Aurelio Fierro 20 anni fa aveva scritto il pezzo. Caro Bob, come va la pizzeria a Düsseldorf? E il coro, carissimo Bob, carissimo Bob, carissimo Bob. E poi fermo, c'era lo stacco che diceva sole, pizza, amore, tu che te sole, pizza, amore, tu che te ta! Cara signora Pina, adesso abbiamo Camerini, quello con le cocorite in testa, che canta tanze, ecco. Per poi parlare, io se posso consigliarle un modello per suo figlio, posso consigliare, non so, Pupo. L'unico cantante in Europa che dopo 3 canzoni si cambia i pannolini. È uno che canta. I pezzi di Pupo quali sono? Dai, sono sempre i soliti. Cioè, il testo è questo. Ti ho conosciuta in discoteca, eri una fighettina giusta. E lui ha 42 anni e 3 figli. Che gli dicono, ma papà come ti sei ridotto? Ecco cos'è. Poi abbiamo un modello difficilissimo da realizzare che è Iglesias. Il cantante più lucido, io non so cosa si dà in faccia, del pronto mobili si dà in faccia, perché è sempre lucido. Che ha messo in fermi, ha messo in crisi la donna di mezza età, ha messo in crisi la donna di mezza età con quella canzone subdola ma efficace, quella che iniziava: a volte sono un duro, a volte un buono, a volte non so neanch'io quel che sono, crisi di identità. Non vado a un appuntamento senza un fiore, ci va con un abete, non lo so. E qui la frase che ha sconvolto tutte le massaie d'Europa: e non confondo il sesso con l'amore. Giusto, di un giusto. Quindi, signora Pina, che modello le consiglio io? Claudio Villa, anche se è stato i Rolling Stones. Ecco, faccia un gruppo, Ughetto, faccia un gruppo, i Rolling Stones, Mike Jagger.
quello che è diventato famoso, è da 25 anni che canta I can get no satisfaction, che vuol dire io non posso soddisfarti. Con quel fisico lì cosa vuoi soddisfare? Tu al più puoi soddisfare una formica. Grazie. Traiamo la nostra massima da Ugo, la bocca della verità. La massima di questa volta è la prima gallina che canta ha fatto un long play. Ciao ragazzi! Da! Chi, a chi da!